Quando hai cominciato a comprendere che questa faccenda la tua, quando hai cominciato a scrivere, come ti nasce da questa cosa? Quindi noi eravamo in un corso letterario serioso, da Puliggio, e ha comandato una cosa, forse non chiamato una poesia, un pensamento proprio così da me. E quando sono venuti a segnalare, con Paolo Villonca, a Fernando Delia, Faustino Onnis e Rita Casula, dove era in saggiuria. Poi, in si sta per un mondo. Mi intendi una poetessa, non riuscivo a dire, sono fuori di poesia e sono fuori di umano. Una parola troppo grande, come fai tu a dirlo tu? Mi pare sempre una cosa troppo umana e mi pare sempre un miracolo invece se andare a fare anche una cosa, a scrivere una cosa che mi piace.